Dobbiamo parlare subito, intanto possiamo fare delle prove, ecco. Cerchiamo di capire se si sentono i microfoni e l'audio. Stiamo per iniziare, aspettiamo che le persone che abbiamo invitato si avvicinino e che si colleghino alla nostra diretta. Siamo in diretta dal canale Facebook del Contemporary, dal canale Facebook del Manifesto Sardo e anche dalla pagina YouTube. Ancora qualche minuto prima di iniziare. Sono con Maurizio Coccia, il direttore artistico del Contemporary. Probabilmente sì, un microfono per la sala lo usiamo? Non lo so. Sì, c'è un po' di gente, sì. Eh, Sì. Li gestiamo tutti e due. Sì, tieni a farlo. sì. Oppure sai, posso usarlo nel portamicrofono. Aspetta, prendo il portamicrofono. Vabbè, quello tenete lì. Quello tieni in mano. Quello tieni in mano. Perché poi devi concentrare su. No, non fanno contatto i due microfoni. Prova. Quello che è molto importante. Cos'è successo? Sembra che la videocamera sia scollegata, dice. Dice? Sì, devi aver toccato qualcosa. Sì. È scollegato, non si vede niente. Come mai? Fratello, si vedeva fino si vedeva fino a 5 secondi fa. Allora. Abbiamo mosso il microfono. Sì. Allora, dov'è? Proviamo un attimo. Rimetti la telecamera. Come rimetti la telecamera? Cioè? Nelle La impostazioni? risorsa, sì. Cerca No, non è questo. Camlink. È Camlink? Camlink, sì. Ah, A posto. ok. Ha funzionato? L'ha presa? No, mica ci vediamo. Provo a rimuovere. Hai tolto, cos'è questa roba? È accesa? Sì, sì. Sei sicuro che sia Camlink? Sì, sì, è Camlink, fratello. Sì, questo qua, è perfetto questo. Perché non si vede? 4K. Cliccaci sopra. Ma non è che c'è un stand-by? Sai come ci possiamo fare? Ci vedi tu, Mimo? E rimettila. Aspetta che provo a vedere che cosa si vede dalla diretta. No, in realtà vedi il logo contemporaneo, ce l'avevi là. Sì. Risolviamo questo. È strano, perché hai messo... No, invece... Vedi? Ah, fratello, cos'è? Sì, si vede il logo Contemporary. Attaccato, fratello. Ok, e vai in Devi impostazioni mettere come prima, Roby. e metti l'altro un attimo. Metto questo? Un attimo e poi rimetti l'altro. L'ha presa lì. È tutto... Ah, non è che c'è il... Ah, perché c'è il video forse? Quando è spostato No. questo, No, qui, vedi? Ah, No, no, Mimmo, abbiamo risolto. Abbiamo risolto, semplicemente non avevamo cliccato su... Abbiamo spento la telecamera praticamente. Va bene. Cosa dite? Possiamo... Devo andare su Facebook e controllo. Comunque, se volete possiamo iniziare a questo punto. Ciao.
Va bene, intanto benvenute e benvenuti a tutti e a tutte, grazie al Circolo Brigada per l'ospitalità e anche per il sostegno all'organizzazione della nostra iniziativa comune con il Festival Contemporary. Questa iniziativa ha come titolo I fiori delle tame, decoro, decenza e censura. Le persone che operano nella galassia dell'arte, tra i linguaggi della scrittura e della poesia, ci insegnano che lo scandalo ha origine nell'ignoranza e nell'assenza di conoscenza. Chi non ha conoscenza delle culture e dei linguaggi della cultura non ha storia e non ha memoria. Chi si scandalizza è sempre banale ed è come nell'iniziativa che vi presentiamo questa sera anche e sempre male informato come ha scritto Pasolini e come possiamo notare noi oggi quotidianamente con questa tendenza anche di un certo giornalismo convenzionale di arrivare alla notizia prima di tutti gli altri, costruendo traguardi basati sulla competizione di chi grida più forte. Ed è anche un certo giornalismo di questa taglia che ha colpito l'artista Gianmaria Victor Delisio insieme al Festival Contemporary ad agosto 2021. Pasolini ha provato sulla propria pelle che cosa significa far scandalizzare gli altri. Ricordiamoci per esempio le accuse che gli arrivavano, accuse di atti impuri in luogo pubblico, di oscenità, vilipendio alla religione di Stato. Ecco, tutti elementi che derivano da una reazione allo scandalo nei confronti del messaggio che si vuole comunicare. Pasolini stesso nei comizi d'amore chiese a Moravia che cosa lo scandalizzasse e lo scrittore rispose: nulla mi scandalizza, forse solo la stupidità. Ed è per questo motivo che l'associazione Brebus, che organizza il Contemporary Festival di Donori, un percorso sperimentale biennale, ha deciso di presentare questa sera questa proposta di dialogo, di confronto, che rappresenta il secondo appuntamento di una campagna di solidarietà all'artista Gianmaria Victor Delisio, colpito da una pesante ammenda amministrativa di oltre 3.000 euro ad agosto 2021 a causa di una performance artistica che ha fatto molto discutere. La sera del 21 agosto 2021 Gianmaria, partecipante alla residenza artistica organizzata nel corso del Festival di Donori, ha dato vita ad un'azione artistica molto incisiva che nella sua apparente semplicità nascondeva elementi di grande portata, di portata etica, di portata sociale, di portata culturale. La sua performance si connetteva con i temi dell'identità etnica, dell'identità di genere, proponeva riflessioni sulla difficoltà di uscire dagli stereotipi, sul coraggio di sostenere le proprie opinioni e di opporsi al conformismo, di combattere contro le paure personali e le coercizioni sociali. Al cospetto di questa densità concettuale, invece, si è scatenata una ferocia mediatica focalizzata sul presunto scandalo della nudità di Gianmaria. La stampa sarda, che poco aveva calcolato il Contemporary durante la presentazione, durante la conferenza stampa, durante l'invio dei primi comunicati stampa, si scatena contro il festival e contro l'artista, contro Gianmaria, nel momento in cui in una performance durata davvero pochi minuti viene evidenziato un elemento di nudità che con le immagini pixelate
viene riportato su tutta la stampa isolana. Non c'è stato un organo di informazione online cartaceo, minore o maggiore, di grande diffusione o di minore diffusione, che senza consultare la nostra comunità del contemporary, senza consultare anche chi si è occupato della stampa e della comunicazione, ha deliberatamente deciso in maniera verticale, in maniera anche autoritaria e violenta, di comunicare che il festival non esisteva e che c'era un presunto artista che portava in piazza le sue nudità. Ecco, questa è l'immagine che è apparsa del Contemporary ad agosto del 2021, ed è per questo che secondo me è importante connettere la questione del linguaggio dell'arte anche con il modo in cui viene comunicato attraverso gli organi di stampa e attraverso coloro che fanno comunicazione e mediativismo tra coloro che si occupano di arte, perché l'arte ha un ruolo fondamentale anche nell'immagine di una città che è libera e accogliente e che non ha necessità, come abbiamo visto da coloro che portano avanti la campagna contro i regolamenti autoritari dei sindaci. Non abbiamo proprio necessità di sindaci che seguono le dottrine autoritarie della tolleranza zero. La repressione urbana non è sinonimo di decoro, ed è per questo motivo che auspichiamo che questa non sia solamente la seconda e l'ultima assemblea, ma ne nascano altre, anche organizzate da altre organizzazioni culturali che non spengano comunque questa campagna di solidarietà per Gianmaria, che non riguarda solamente la raccolta di 3.300 euro, che certamente non sono pochi per Gianmaria, ma riguarda tutte noi e tutti noi da vicino, perché se è successo ad agosto del 2021 e non nel 1949, probabilmente potrebbe succedere anche domani, probabilmente potrebbe succedere in qualsiasi momento, nel momento in cui decidiamo di attivare azioni artistiche di valore e di profondità. Io non voglio dilungarmi nel raccontare la performance di Gianmaria, perché mi piacerebbe che assistessimo noi qui presenti anche a un suo video che gli abbiamo chiesto di registrare in questi giorni per spiegare dal suo punto di vista che cosa è accaduto. Quindi direi che possiamo iniziare con il suo video. No, perché si è bloccato il computer. Ah, sì. Così. Ah, ok. Aggiungo sullo streaming il video praticamente. Perché devo aggiungere adesso anche alla... Quando sono agitato o qualcosa dovrebbe essere trasformato solo A zero? giocare a calcio. Ma qua, da qui? Spara al micro, spara. Sì, da StreamYard. Spara al micro. Ma da StreamYard, quindi? Sì, molto microfono. Qualsiasi cosa Si vede già, di cui si tratta. Il video, ma l'audio si sente? No. Allora,
Si sentiva? Ah, ok, allora lo rimando dall'inizio. Ok. Ah, vabbè, si sente che da... Sta condividendo la scheda audio, non decidere se condividerla con loro. Lì non si sente? No. Se è occupato lì non si sente lì. Senti, Allora, mandalo qui, lo guardiamo qui. ma non li posso mandare tutti e due in due schermi? Quando sono agitato, Ok, allora lo blocco. Lascia acceso il microfono. Lascia acceso il microfono. Lo Vai, tolgo. vai. Lascia acceso il microfono e si sente da lì. Poi. Va bene, Allora, e rimuovo poi il vio poi lo e rimetti. lo apro dal computer. Vai, fallo partire il prima possibile. Com'è? E l'audio solo lì. Sì, però devo mettere un'opzione da lì che mette in... che mette l'audio sul... Robby, vuoi fare quella cosa? Devi mettere nella scheda audio che prende il proiettore. BenQ, tipo da qua, schiacci qua. Cosa c'è l'audio? Questo. BenQ. il suo rapporto con la disumanità, Robby, fai di nel senso che mi interessa l'umanità e il suo rapporto con la disumanità. Lo riguardiamo da capo. sì. Fai l'introduzione. Va bene. Quello non si sente. Anzi, partire. Ma perché non parte? Chiudo tutte le finestre. Come faccio a fare? Su StreamYard è questo. E devi mettere il video. Ma no, abbiamo detto che non lo può mandare. Solo... Capito? Quindi non si sente l'audio comunque. Hai tolto la condivisione dello schermo. Ma no, manda il video, che l'audio si sente dal video. Non però ragazzi, avete tolto la condivisione dello schermo. Dov'è lo schermo? Lo schermo è qua. Non c'è più, no, quello lì. No, Robby, non c'è più. No, ma non devo consegnare. C'era fino a poco fa. Prova, magari avete messo la No, però non c'è più lo schermo lì. Cosa è successo ragazzi? L'umanità, come l'umanità travestita, cerchi di chiamare Kid, Robby, ma l'orologio di Michael Knight non funziona. Però qui. Quando sono agitato o qualcosa dovrebbe essere trasformato, sogno di giocare a calcio. In fin dei conti, qualsiasi cosa di cui si tratti, Mi interessa la disumanità e il suo rapporto con l'umanità, nel senso che mi interessa l'umanità e il suo rapporto con la disumanità.
possa essere più umana dell'umanità. Come l'umanità travestita cerchi di chiamare Kid, ma l'orologio di Michael Knight non funziona più. Pronto per l'intervista, disse Tyler quando Tyler gli bruciò la mano. Azioni e semi, azioni e semi, suo malgrado, tra reale e presunto tale. Negli interstizi ho visto 3 capolavori. Negli anni '80 Un artista ha sposato una pornodiva. usare le immagini e le persone, oggetti, da un'azione, un figlio, un oggetto artistico partorito, frutto di un gesto, al di sopra e al di là della consapevolezza. Un docente di accademia si fa regalare un quadro da un ragazzo di 60 anni, lo firma, lo espone, sospendere il giudizio, Oltre l'arroganza, il capolavoro, un festival, un uomo vestito da donna, travestita da zorro, mentre sembra più donna delle altre donne, sembrare nelle sovrapposizioni il superteatro del capolavoro, il superteatro del capolavoro. Louis Bourgeois una volta ha detto: la scultura, l'unica cosa che la liberava. vedo, L'azione artistica nello stesso modo. Gesti diversi, azioni simili, ormeggi diversi. Ho visto l'urgenza della fuga dall'ormeggio, l'ancora a forma di specchio. Ho sentito distorsioni, pogare a gomiti bassi, pagare gli effetti, pogare a gomiti bassi, pagare gli effetti. senza coraggio, Non può esserci arte. Le consapevolezze dei teatri remano come Giuseppe, Carmine e Agostino. Muoversi come un matto, svestito di senso, gremito di senno. Allora, poi non so se questo video siamo riusciti a mandarlo in diretta, almeno con l'audio, però per un problema tecnico forse non ci siamo riusciti. Sicuramente nei prossimi giorni potremo diffonderlo attraverso i nostri i canali del Contemporary, e quindi insomma chi l'ha perso lo potrà poi riguardare. Lascio la parola a Maurizio Coccia, il direttore artistico del Contemporary Festival. Bene. Quello che è successo l'estate scorsa ad Onori
non trova una soluzione perché non è il suo compito. Io questa sera vorrei provare a condividere alcune riflessioni che sono nate proprio in quell'occasione, e anche perché appunto le sollecitazioni che sono arrivate nei mesi successivi, anche con il precedente evento che abbiamo organizzato in dicembre a Cagliari, non ha fatto che aprire ed amplificare una questione che credo sia fondamentale sia per l'arte che per la convivenza civile. Vorrei iniziare da un ricordo personale. Ai tempi dell'università, un mio docente, era un gesuita, parlando di arte mi disse una cosa che ancora mi fa riflettere, no? Mi disse: guarda, l'arte comincia dove finisce il buon gusto. E se c'è un confine, un limite, va a discapito del buon gusto e non dell'arte. Allora, gli effetti della polemica nata ad Onori nascono da due aspetti fondamentali. Uno è proprio quello del buon gusto. Cioè, chi è che fissa il buon gusto standard, la piacevolezza estetica, il garbo di quello che ci viene presentato? Chi è che ci coinvolge, ci fa delle domande quando scelgono l'arredo urbano di una piazza oppure i colori del municipio? E l'altro aspetto è sempre legato ai limiti, i limiti istituzionali, cioè quell'azione era all'esterno del recinto rassicurante del museo, della galleria, della casa privata, senza considerare che una cornice esisteva, ed era la cornice del contemporary che, come aveva già anticipato Roberto Loddo, non è stata minimamente presa in considerazione. Quindi veniamo praticamente incapsulati dentro a dei riflessi estetici che ci vengono imposti e non sono mai discutibili, perché ovviamente la nudità che ci viene proposta da Michelangelo, dal Canova, è una nudità perfettamente accettabile. Cambia di registro nel momento in cui, invece che essere una scultura, qualcosa di stabile, di fisso, diventa un corpo autentico, vivente. E un aggravante che mi ha colpito, mi ha veramente come una sberla che mi è arrivata. Nel momento in cui avveniva questa azione, una persona di fianco a me mi ha detto, e uso un eufemismo, almeno fosse stata una bella donna. Quindi allora la nudità è poco accettabile, lo diventa nel momento in cui è una donna e ha una legittimazione se viene contemplata all'interno delle mura di un museo. Non ho una risposta pronta. Immagino che ci siano delle derivazioni che ci sfuggono. Quello che abbiamo visto accadere a Cagliari, oppure anche leggevo di un'altra censura, quello è dopo tutto, che è successa anche ad Alghero, in cui venivano contestate delle installazioni luminose fatte nel centro della città. E diventa il nervo scoperto dell'arte contemporanea, è quello che ci rivela eventualmente sì, l'ipocrisia della nostra cultura, in cui nascondiamo sotto il tappeto la polvere della povertà, la polvere del disagio, la polvere delle tensioni sociali, purché non ci siano cassonetti in giro, purché chi non ha la possibilità di pagarsi un letto
non dorma alla stazione? Io credo che sia tutto collegato e che ci sia davvero una cattiva vibrazione che abbiamo nella nostra coscienza, come dire, antropologicamente l'abbiamo radicata. Ancora stiamo qui ad interrogarci effettivamente se sia lecito sospettare la nudità di un artista la cui presenza era annunciata all'interno di una attività artistica, mentre invece le immagini raccapriccianti che ci arrivano dalle guerre, dalle carestie, che sono quelle che ci servono per calmare il nostro senso di colpa, sono accettabili. Ripeto, nell'ambito della storia artistica potrei citarvi decine di esempi anche molto più scabrosi di quelli di Gian Maria Delisio. Ernest Mühl, 1968, all'Università di Vienna, ha defecato sul palco, ha pisciato sul pubblico di studenti, è stato preso e portato via. 1968, cioè sono passati oltre 50 anni, cioè mezzo secolo, abbiamo subito una regressione? Lo domando, perché effettivamente, ripeto, io forse ho una soglia di buon gusto diversa dal resto della popolazione, e effettivamente chi è che ci può imporre qual è il buon gusto? Cioè le immagini dei martiri che si facevano sbrannare, spellare, che dovevano essere educative, non rientrano in questa casistica? E credo che probabilmente ciascuno di noi avrà delle risposte da dare. La cosa peggiore è, credo, da una parte l'ipocrisia del dileggio online, soprattutto di tutti coloro che non hanno visto nulla, perché il video che è circolato sui social è qualcosa comunque che come dire, è un riflesso di ciò che è accaduto. La nudità di Gian Maria era un dito nella tempesta, era un pretesto per portare a riflettere sulle questioni di genere, sulla violenza, sulla possibilità anche di accedere allo spazio della sfera pubblica. Cioè, noi viviamo costantemente delle limitazioni che non mettiamo mai in discussione. Nel momento in cui qualcuno si assume anche l'onere di smuovere questa polvere nascosta sotto il tappeto, subendono le conseguenze, perché l'artista, e ne abbiamo discusso, era chiaro che andava a finire con una nudità, perché era iscrivibile all'interno di un suo percorso, un percorso personale ed artistico. Un percorso in cui i temi del corpo nudo a contatto con la quotidianità, non puntavano allo scandalo, puntavano ad una analisi personale e chiaramente ad un riflesso sul sociale, che è puntualmente accaduto, ma ha rivelato molto di più nell'eco che c'è stata successivamente, e episodi davvero sgradevoli, senza che ciò abbia avuto il modo di trovare un dibattito culturale. Cioè, siamo intrinsecamente reazionari. E allora, ecco, credo che così come il discorso sul decoro urbano, sull'ipocrisia di certi termini rassicuranti, ci porti molto spesso a fare la figura dello struzzo che, nascondendo la testa sotto la sabbia, lascia scoperte delle parti molto vulnerabili. E direi che, insomma, se ci fossero degli interventi, delle domande, delle questioni magari che volete discutere pubblicamente anche con noi, o semplicemente dare un vostro commento, forse sarebbe opportuno, perché altrimenti entriamo nella tautologia e non c'è più nulla da aggiungere a quello che è accaduto, se non il fatto che faticosamente mi auguro che questa piccola esperienza abbia contribuito a rivelare, ripeto, quanto siamo ancora
fragili e vulnerabili nei termini appunto della nudità, dell'arte all'esterno del recinto, degli spazi, dei luoghi deputati e appunto un po' di malafede che è circolata in quel periodo. Direi che può anche bastare, passo la parola di nuovo a Roberto, oppure se c'è qualcuno di voi che vuole intervenire sarebbe molto piacevole. Grazie a tutti. A proposito di cosa significa decoro, di come noi interpretiamo il decoro, di come viene interpretato dalle istituzioni, dal potere, ci sembrava importante costruire questo secondo appuntamento qui a Cagliari, chiedendo ospitalità agli amici e ai compagni del Circolo Brigada, perché abbiamo pensato e ne siamo convinti che questa campagna di solidarietà sia compatibile con un movimento che sta prendendo piede a Cagliari di persone, di cittadini, di cittadine, di organizzazioni, di reti culturali, dell'associazionismo, un movimento contro il regolamento per il decoro urbano del comune di Cagliari, che disegna una città che è già stata disegnata anche da le giunte precedenti, evidentemente, molto lontana da una città libera, da una città inclusiva, da una città accogliente, e più vicina ad una città a misura di mercato, a misura di economia del profitto, non a misura dei cittadini, non a misura nemmeno dei cittadini che soffrono ai margini della parte più esclusa e più fragile della città, ed è un qualcosa che si avvicina molto comunque alle capitali europee, quelle dinamiche perverse che hanno contaminato le capitali europee. Quindi abbiamo pensato che fosse molto compatibile questa campagna partita da una condanna per assenza di decoro e che fosse compatibile con il movimento che si sta sviluppando in questi mesi a Cagliari. Ora, non vogliamo dire che certamente Cagliari è come Donori, ma quello che è successo a Donori in quell'ambito di festival culturale si avvicina molto come entità repressiva, autoritaria e violenta a quello che vivrà Cagliari se veramente viene applicato un regolamento urbano che condanna chi stende i panni nel centro storico o usa le rastrelliere per le biciclette. Quindi abbiamo immaginato di connettere queste idee di città differenti e di idea di cultura differente, perché pensiamo che non sarà l'ultima volta che una cosa del genere accadrà e che comunque questa è la tendenza che queste città non più a misura di cittadino stanno portando avanti sulla pelle dei cittadini più fragili, sulla pelle di chi fa realmente e concretamente azioni culturali, chi fa azioni di socialità per tutte le persone. Per cui se qualcuna o qualcuno di voi volesse intervenire all'interno di questo confronto è gradita o gradito. Vabbè, ne approfitto per aggiungere una questione ulteriore che da diversi mesi mi tormenta, cioè il fatto
La scelta che noi abbiamo fatto ad Onori programmaticamente non prevede la necessità di lasciare una traccia delle operazioni artistiche, cioè non chiediamo agli artisti di fare delle installazioni permanenti o delle pitture o delle sculture. La nostra è un'operazione, diciamo così, leggera, rispettosa, di ascolto, mentre invece sta diventando, ma già da diversi anni, parliamo di decenni, sta diventando invece molto diffusa anche la scelta di percorrere una strada che è quella dell'impiego del denaro pubblico per interventi urbani che, avendo, come dire, l'avallo amministrativo a monte, perché sono quelli che fanno il finanziamento, è immediatamente accettabile. Cioè, stiamo vivendo una sorta di coercizione che appiattisce il gusto ad un livello standard medio borghese, che è quello che viene imposto dalle amministrazioni, che si affidano molto spesso, quando non c'è nepotismo, quando non c'è favoritismo, diciamo così, specifico, a quella sorta di mediocrità accettata. Cioè il fatto che, come succede per i grandi musei, che appiattiscono il gusto per avere un consenso più vasto, lo stesso stia accadendo anche nelle città, con la differenza che il museo te lo devi andare a cercare, mentre invece la scultura, il bassorilievo, la fontana, la rotonda, te la trovi tuo malgrado. Allora, appunto, riflettevo su questo, cioè il fatto comunque che è una grandissima responsabilità quella dell'intervento artistico in uno spazio, anche definirlo pubblico non è semplice, perché con il dilagare del neoliberismo ciò che è pubblico non vuol dire che sia di proprietà pubblica, molto spesso non è neanche di usufrutto pubblico, è, come dire, concretizzato in alcuni orari in cui ci è permesso sfruttare quel poco che ci viene concesso. Allora credo che, insomma, questo format che abbiamo proposto sia ancora valido, ancora da ripetere, insomma, quello di mantenerci su un livello di non intrusività artistica. Cioè, l'arte può essere vissuta anche nel dibattito, nell'incontro relazionale con le persone che se ne occupano, senza che ciò porti dietro una zavorra, un bagaglio oggettuale, materiale, di cose che vengono lasciate nella città, negli spazi della collettività, perché, come dico sempre, chi non è mai entrato in un museo certamente non sarà convinto a farlo se gli piazzi una scultura nella rotonda sotto casa. Non credo che sia esattamente quello. Volevo chiedere a Mauro se poteva dire due parole su ciò che sta avvenendo a Cagliari. Non so se c'è Mauro. No. Va bene. Posso dire due parole io? Non scherzo. Robby. Nicolino. Sì, no, faccio le voci di Mauro, assolutamente, che è molto più attivo su di me nel comitato indecoroso di Cagliari. Io volevo dire due parole su una questione che riguarda decoro e legalità, dedicato, diciamo, alla news di quest'anno. A febbraio Castello Online titolava che il comune era pronto a sgomberare San Domo. Come sapete, spazio occupato a Castello
dal dicembre del 2014. Ci ricolleghiamo alla questione decoro e legalità nella misura in cui c'è un disegno e un progetto sulla città intrapreso dal sindaco precedente e portato avanti da Paolo Truzzu, che sta cercando di mettere a frutto, diciamo, regalare Cagliari a flussi monetari e investimenti che sono alieni ai quartieri, che sono dedicati a una visione di città come vetrina turistica, che abbiamo già ben visto nei quartieri di Marina, in buone parti di Villanova e Castello. Ne è un esempio lampante dal momento in cui, per esempio, dal 2002 ad oggi ha perso praticamente il 20% degli abitanti, nel momento in cui le famiglie e diciamo, i nuclei familiari che abitano a Castello sono praticamente al 70% composti da una sola persone molto più giovani che hanno, diciamo, sostituito gli abitanti storici del quartiere per una evidente mancanza di servizi. Non esiste più il market, non esistono le poste, il tabacchino, il barbiere, si stanno riducendo al minimo i luoghi dove le persone più adulte e anziane possono essere incluse, e lo stesso vale per i bambini, e anche tutta la diciamo, regolamentazione e allestimento logistico del quartiere tra parcheggi, ZTL e compagnia cantante ha reso il quartiere completamente inabitabile. Inabitabile perché esiste un piano particolareggiato del centro storico pubblicato nel 2015, approvato l'8 marzo dalla Regione Sardegna, dalla Commissione Urbanistica, che prevede che Castello diventerà la nuova Acropoli della Cultura. Un'Acropoli della Cultura nel quale chiaramente chi ha sempre abitato il quartiere e chi vuole mettere radici in quel quartiere a cui tiene non potrà più vivere, perché sarà un nuovo ghetto nel quale le navi da crociera scaricheranno i turisti e nel quale Airbnb, affittacamere di lusso, hotel e nuovi servizi dedicati principalmente a investimenti privati saranno espletati in quel contesto là. Chiaramente Sadomu è un centro sociale occupato da 7 anni ormai, non può far parte di questo disegno di città e per questo deve essere sgomberato. C'è un progetto che è finanziato dalla città metropolitana di Cagliari, che è l'attuale proprietaria dello stabile, dove si spenderanno circa 5 milioni di euro per fare degli alloggi e una foresteria per degli studenti. Chiaramente l'ERSU se ne tira fuori perché questo progetto andrebbe a moltiplicare le falle che già l'ente per il diritto allo studio regionale ha nelle sue case dello studente. In questo momento c'è una percentuale di idonei non beneficiari di borsa di studio e di studenti che hanno diritto e studentesse che hanno diritto all'alloggio esorbitante, e ci sono tante case chiuse, quindi l'ERSU sicuramente non si accollerà la gestione di questo nuovo stabile che il comune vuole mettere a disposizione degli studenti. Ma in questo piano particolareggiato che abbiamo studiato poco fa ci sono tante altri stabili e altri diciamo, edifici vuoti di proprietà regionale che vorrebbero essere un nuovo diciamo, luogo in cui inserire gli studenti e le studentesse di Cagliari. Il convento degli Scolopi, quello che sta su via San Giuseppe per esempio, ne hanno aperto uno da poco che era il conservatorio ecclesiastico presente in Piazza Indipendenza, che è stato messo all'asta nel 2012 e le aste sono andate a ribasso finché un privato non se l'è regalato, e nel 2018 hanno iniziato i lavori. Contate che era fermo dal 1999, e anche questo messo a servizio di questo tipo di nuovo servizio che può dare il comune di Cagliari o comunque la città di Cagliari a studenti privati. Quindi non c'è più di mezzo alcun ente per il diritto allo studio, chi decide sono chi ha i soldi. Chi ha i soldi può permettersi e si potrà permettere di vivere a Sadomu. Ora, chiaramente esiste un movimento, e spero che tutte le persone che sono presenti qua in sala abbiano a cuore quello spazio che tanto ha dato a questa città. Nel momento in cui ci sarà un eventuale sgombero,
ci dovremmo far trovare in massa per dire e spiegare che questo modo di fare decoro, speculare, legalizzare, diciamo, delle esperienze che all'arte e alla socialità, alla politica hanno dato tanto in città, ci sarà al contempo una parte di città che non sarà d'accordo con questa visione, con questo progetto di città. Chiudo l'intervento cambiando più o meno argomento, visto che prima mi è stato chiesto. Chiaramente in questo momento molto difficoltoso a livello internazionale c'è una guerra in corso, ci sono tante mobilitazioni in atto e in procinto di iniziare, ci sono diversi presidi, ce ne sarà uno adesso il 30 alle ore 16 davanti all'aeroporto di Decimo Mannu. Dovrebbe tutta questa mobilitazione sfociare in una marcia popolare che ci sarà il 9 di aprile a Decimo Mannu. Ci sono una serie di comitati, organizzazioni studentesche, eccetera, eccetera, che si sono mobilitate in questo periodo. Appunto il 9 aprile alle 15 dalla stazione dei treni di Decimo Mannu partirà un corteo che cercherà di passare intorno al paese e arriverà di fronte all'entrata principale del poligono. Chiaramente è un momento particolare, abbiamo cercato di mettere in mezzo tutte le forze possibili e immaginabili che, diciamo, hanno a cuore le sorti di questa terra, ma non solo, la solidarietà internazionale che per noi è fondamentale. Noi purtroppo siamo occupati da più di 70 anni dai poligoni militari più grandi d'Europa, facenti parte della NATO, sappiamo benissimo che cos'è la NATO, sappiamo benissimo da dove parte la guerra e quali evoluzioni probabilmente avrà. Sicuramente chi ci perderanno saranno i popoli, il popolo ucraino e il popolo russo che lotta contro la guerra, che in questo momento anch'esso è represso, e quindi dal nostro punto di vista la solidarietà internazionale che possiamo portare è cercare di lottare contro i poligoni che abbiamo qua in Sardegna, che preparano le guerre e che le portano e le esportano in giro per il mondo. E questo è l'augurio e la speranza di vedervi tutti e tutte il 9 aprile a Decimo Mannu. Grazie e buon proseguimento. Grazie Nicolino. Io direi che se non ci sono altri interventi possiamo anche concludere questo nostro confronto. Continuare la chiacchierata tra i tavoli ascoltando un po' della musica di Brigada. Io ringrazio tutte le persone che hanno collaborato alle iniziative di sostegno della campagna per Gianmaria. Ringrazio Gianmaria che ci sta seguendo in diretta, ringrazio il Brigada per l'ospitalità e, come vi abbiamo annunciato all'inizio di questa iniziativa, non sarà l'ultima iniziativa, ce ne saranno altre e ci rivedremo ad Onori probabilmente per la prossima edizione del Contemporary Festival. Grazie a tutte e a tutti, alla prossima. Possiamo concludere la diretta. Naturalmente ci vedremo anche a tutte le iniziative di sostegno che ha proposto Nicolino, che vi ricordo sono quelle che ci vedono preoccupati e sensibili nel momento in cui ci sarà un'ipotesi concreta e reale di sgombero di Sadomu, e anche alle iniziative per il sostegno alla campagna della costruzione per la pace contro la guerra in Ucraina. Grazie ancora.